quarta giornata di Serie 1 femminile, la Lama San Martino di Lupari contro la Molisana Magnoli a Campobasso, mentre dall'altra parte Campobasso parte col numero. Vuole tenere i ritmi alti, il piano gara invece di Sabatelli è favorita dal maggior peso, dal maggior fisico. Hobbs a buttarsi dentro fino in fondo ad appoggiare in zingarata, si ferma, fuori la palla per Gray che si prende il tiro dentro, poi per Scott, raddoppiata dalla difesa, pesca bene il taglio di Daeli che riesce i raddoppi difensivi, anzi l'aiuto e il recupero difensivo, ruota bene la difesa. Sì, forse un po' di ritardo, però bravissima Gray a mantenere il vantaggio sull'avversaria per far arrivare il pallone dentro. Campobasso fa più fatica negli ultimi anni, qui è proprio qui a San Martino di Lupari che fa fatica veramente a vincere. Anche lei appena entrata in campo per la prima volta, ancora l'1 contro 1 di Hobbs che può giocare l'1 contro 1 contro Guarise, che però tiene bene fisicamente, però più brava di lei Micoli. Però peccato perché San Martino deve capitalizzare. Canestro di Campobasso, però il possesso è nelle mani di San Martino con Guarise, l'1 contro 1 a battere tutta la difesa, però percentuali molto basse per San Martino, sì, che qui sbaglia completamente in difesa. È già dall'altra parte allora Campobasso con Madera che si gira bene, prova a tenere Gili ma fuori per Del Pero, la finta, la penetrazione di Del Pero che trova fuori ancora da lì, che si prende il floater, 2 punti che danno ossigeno all'attacco di San Martino, però piede rimesso dal fondo. Sì, non c'è stata transizione difensiva per la seconda volta consecutiva e questa è la terza transizione. Recupero di Campobasso, può correre in transizione allora, la palla dentro per Scott e ricezione di Makurat, si va dentro ancora da Madera che ha centimetri contro Gili, ora ribalta al lato per Zivjanovic, sporca il pallone fuori per Dalì che deve prendere, eccezione sotto canestro di Micoli che si gira bene sui perni contro Hobbs, ancora Micoli 2 centimetri, tira in testa la lunga di Campobasso, qui altra palla persa per San Martino, ancora Morrison a involarsi, secondo quarto Dalì col palleggio vivo, fuori la palla col penetra e scarica per Zivjanovic e il semigancio, poi tocca rimbalzo, propizia un altro possesso per Makurat che può alzarsi, arriva il blocco di Madera, ancora Trimboli a giocare l'1 contro 1 fino in fondo, lo scarico all'ultimo bellissimo, che tra l'altro se guardiamo dato con la prima palla dentro, Campobasso subito poco produttiva e coinvolta in attacco, non in evidenza, eccola qua, l'abbiamo chiamata con una tripla importante che riporta a meno 11 San Martino, 26-71 Makurat col penetra e scarica, Campobasso 26-40, ancora da lì la palla in lunetta per Scott, ha mosso molto il pallone San Martino ma non ha trovato ancora la possibilità di andare dentro, ci va adesso, ancora col palleggio vivo, la palla va a Madera, le finte di Madera, lo step back di Micoli, il taglio sotto canestro di Trimboli, poi l'anticipo di Scott che va fino in fondo dall'altra parte, già dall'altra parte dentro la palla per Madera contro Del Pero che le deve chili e centimetri, i canestri sì, che possono dare ossigeno, vista anche, eccolo qua, questo che può distendersi in transizione, palla fuori per Del Pero, è una tiratrice, ha tutto lo spazio del mondo questi primi minuti, qui c'è da capitalizzare l'errore e lo fa San Martino, la foga della partita e tutto, lo capisco, qui palla dentro per Gray, posizione sotto canestro, cerca di mettersi davanti Mioni che non riesce, però Campobasso, palla dentro, fuori, fatto molto bene il tiro dall'angolo per Simon, ribaltamento di lato per Makurat che ha tutto lo spazio e il tempo, più di 17 per rimbalzo e transizione da parte di Del Pero che si prende il palleggio, arresto e tiro con la palla per Makurat nel backdoor che si prende poi il palleggio, arresto e tiro dalla lunetta. Ora di quest'anno, squadra che avevamo detto che era molto forte, molto fisica e l'avevamo vista bene. Dentro la palla per Meldere che si gira bene sul perno, che parte lungo la linea di fondo, il penetra e scarica per Guarise, poi il riposto sul lato opposto, c'è nessuno che può andare a recuperare, qui brutto rientro difensivo. Finisce allora così con la vittoria della Molisana Magnoli a Campobasso contro la Lama San Martino di Lupari.